So che possono essere dei messaggi nella bottiglia senza certezza che vengano raccolti, ma io ho ugualmente il dovere di lanciarli. Lo aveva detto nel 2007 nella sua ultima visita nella Marca, ma oggi Giorgio Napolitano ha lanciato un nuovo messaggio alle forze politiche, un messaggio forte in risposta alle loro pressioni su una sua ricandidatura al Colle. Non posso sottrarmi, ha spiegato, ma chiedo la responsabilità dei partiti. Così a 87 anni è stato rieletto capo dello Stato e per la prima volta nella storia della Repubblica un uomo ricoprirà per la seconda volta la carica di presidente. Una scelta che ha messo d'accordo buona parte dell'arco costituzionale, dal PD al PDL e da Scelta Civica alla Lega. L'abbiamo detto in tempi non sospetti già da ieri che una soluzione condivisa potrebbe essere rappresentata dalla candidatura di Giorgio Napolitano. È un patrimonio nazionale. Dall'altro c'è da dire che vediamo in questa candidatura e la sua elezione la possibilità di avere un governo di larghe intese. Furioso invece il Movimento 5 Stelle, contraria anche SEL, malumori peraltro fra gli stessi democratici, con i giovani di Montebelluna che hanno deciso di occupare la sede del partito in segno di protesta per una scelta, hanno detto, che ha tradito la volontà di cambiamento, e sulla rielezione di Napolitano pure i trevigiani si dividono. A me non piace proprio Napolitano. Ha fatto il suo tempo ed è giusto che se ne vada. Dati i candidati che si erano proposti, forse è la scelta migliore, insomma. Secondo me c'è solo bisogno di cambiamento, cioè non possiamo continuare con le solite persone che ormai sappiamo a cosa andiamo incontro. Piuttosto degli altri, vediamo di continuare ancora con lui. Se è ancora Napolitano allora non ci siamo, qui ci vuole un giovane. Sono contento perché secondo me Napolitano non è neanche tanto vecchio da andare in pensione. Chissà allora se i trevigiani lo rivedranno in Piazza dei Signori nei prossimi 7 anni.